Quarta corsa dall'Arcoveggio, confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, sono in 11, 1 Excellent Band, 2 Esteban Daghi, 3 Egruccione Mar, 4 Elde Spritz, 5 Eldorado, 6 Elomar, seconda linea. Ma la partenza viene richiamata perché c'è un concorrente che è rimasto ancora nella pista interna, quindi ci sarà da attendere qualche istante. Vedete il numero 8 di Evita del Ronco, che ha provocato il richiamo della partenza. Favore del pronostico per Eritrea su Esteban Daghi. Sono i due più seguiti, la femmina in seconda fila, il numero 7, Esteban Daghi, reduce da ottima prova romana. In prima fila col numero 2 si gioca anche Eld Spritz, stato seguito come anche Eldorado, e sono i più giocati. Qualche attenzione anche per Evita Risaia TRGF ed Excalibur Griff, reduci entrambi da ottime prestazioni. Evita Risaia ha battuto all'ultima uscita, se non erro, proprio Eldorado. E anche Excalibur Griff, vittoria e record all'ultima uscita a Capannelle. Intanto Autostat che si rimette in movimento, tutto pronto dunque. Ancora qualche problemino per Evita del Ronco, che però poi si avvia. Andiamo a leggere lo schieramento: 1 Excellent Ban, 2 Esteban Daghi, 3 Gruccione Mar, 4 Eld Spritz, 5 Eldorado, 6 Elomar, seconda linea 7 Eritrea, 8 Evita del Ronco, 9 Evita Risaia TRGF, 10 Excalibur Griff, 11 Elert Ama. Eritrea la più appoggiata, numero 7 Antonio Di Nardo. Macchina che stacca, in ritardo Elomar, parte veloce invece Eld Spritz, che si avvantaggia e sfila al comando. All'esterno c'è comunque veloce anche Eldorado, che va subito a assaggiare le intenzioni del rivale. I due in lotta aperta dopo 150 metri di gara arrivano al paletto dei 200 in 14,3, più indietro c'è Excellent Ban, poi rinuncia Eldorado, si accoda in seconda posizione perché Eld Spritz, una volta partito veloce, intende correre, giocarsela in testa. Esteban La Daghi squalifica intanto per Esteban Daghi, e così all'esterno risale gradualmente Eritrea. Eritrea si trascina Evita del Ronco, se ne vanno i primi 600 metri in 44,2. Eritrea arriva a ridosso di Eldorado in seconda posizione, si trascina sempre Evita del Ronco, poi anche Evita Risaia TRGF per corsie esterne, mentre lungo la corda in quarta posizione c'è Egruccione Mar, 800 metri in 58,9. Eld Spritz che ha avuto un inciampone ma si è ripreso al volo, chilometro intanto che viene percorso in 1:13,6, insiste Eritrea all'attacco di Eld Spritz a 500 dall'arrivo, i due in piena lotta, tallonati da Eldorado, paletto dei 400 finali con Eritrea che tende ad avvantaggiarsi. Ha spostato anche Eldorado dalla scia di Eld Spritz che si getta di galoppo a 300 dal palo. Intanto prende vantaggio Eritrea, inseguita da Eldorado. Completamento della curva finale, ultimi 200 metri di gara con in vantaggio Eritrea. Eldorado all'inseguimento, due lunghezze abbondanti di margine all'ingresso addirittura, ultimi 100 di gara per Eritrea che nel finale controlla, vince agevolmente. Ottima prestazione per Eritrea che ritorna così alla vittoria, secondo posto per Eldorado, al terzo finisce Excellent Ban 1:13,9, il ragguaglio conclusivo 29,5 di là, 29,3 a chiudere il bel giro conclusivo per Eritrea che vince di forza
dopo aver demolito Eld Spritz, se ne va per proprio conto. L'allieva di Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo del signor Lorenzo Pantarotto, assegno dunque in bello stile alla quarta Arcoveggio.